Le telecamere di agricoltura stamane si trovano a Tiriolo, in provincia di Catanzaro, tipica zona olivicola sulle colline del Redentino, dove si svolge stamattina un interessantissimo meeting riguardante la connessione esistente fra il consumo di olio extravergine di oliva e la salute. È un tema particolarmente interessante perché proprio a fronte di una crisi dell'olivicoltura, una crisi di prezzi e di mercati, si cercano motivi di valori aggiunti per poter giustificare un maggiore sforzo a cui sono chiamati i consumatori nel momento in cui vanno ad acquistare un prodotto di alta qualità. C'è da dire che non è soltanto un meeting divulgativo dove si discute pure interessantemente, ma si riportano anche i risultati di ricerche specificatamente portate avanti proprio dall'oleificio Torchia, dove ci troviamo nel comune di Tiriolo, proprio in merito all'occasione di sottolineare gli aspetti salutistici legati alla bontà dell'olio d'oliva. È tanto buono che fa anche bene. Con noi adesso ai nostri microfoni c'è la dottoressa Lucia Talotta, la quale ha introdotto i lavori di questo meeting e ha fatto riferimento a questi valori. A lei vorrei chiedere se ci può spiegare questo progetto che avete portato avanti, i risultati che avete conseguito, oltre naturalmente a darvi i meriti di aver intrapreso un percorso estremamente interessante dal punto di vista culturale. Grazie innanzitutto per l'opportunità di far conoscere anche agli altri questo progetto così buono che fa anche bene, un extra per la ricerca. In realtà la nostra azienda, l'Oleificio Torchia, ha aderito ad una iniziativa promossa a livello nazionale dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, l'AIRC, e Italia Olivicola, e abbiamo aderito in una forma sui generis, nel senso che abbiamo cercato di sviluppare un programma molto ampio che si è articolato in 4 giorni su tutta la provincia di Catanzaro, in modo particolare nel capoluogo, e per il quale abbiamo ottenuto, siamo riusciti a costituire una bella partnership tra associazioni di volontariato, Slow Food, la scuola, perché in modo particolare l'Istituto Comprensivo dei Nobili di Catanzaro è stato l'elemento fondamentale attraverso il quale le attività hanno potuto concretizzarsi. Mi riferisco soprattutto all'aiuto che i ragazzi dell'istituto hanno dato per promuovere sul territorio una serie di attività volte alla sensibilizzazione sulla necessità di mangiare sano, di utilizzare nell'alimentazione un olio extravergine di qualità e anche sensibilizzare la necessità di fare ricerca e di raccogliere fondi da devolvere alla ricerca. Questo è un progetto che ci ha visti coinvolti in maniera molto entusiasta. E quali sono i risultati? Innanzitutto dei risultati personali di tutti i partner, quello cioè di aver creato, al di là delle aspettative, una rete che funziona, una rete che riesce ad articolarsi sul territorio e che tanto da aver avuto anche il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune di Catanzaro, una rete che è stata capace di sensibilizzare, di alimentare il valore della solidarietà anche attraverso gli incontri in alcuni ospedali e in modo particolare nel reparto di oncologia infantile, portando attraverso una rappresentazione che i ragazzi della scuola dei Nobili hanno realizzato un po' un sorriso, regalando un sorriso. Il nostro obiettivo come azienda e come rete era anche quello di promuovere l'olio extravergine d'oliva di qualità, perché spesso la Calabria è vero una grande produttrice di olio, ma non tutti abbiamo una consapevolezza di che cosa si intenda per olio extravergine d'oliva e quando effettivamente un olio extravergine d'oliva ha delle proprietà nutraceutiche e quindi positive sulla nostra salute. Non tutti gli oli sono uguali, non tutti gli oli sono
nutraceutici. E allora attraverso questa iniziativa, ma soprattutto attraverso il coinvolgimento dei ragazzi che rappresentano il veicolo attraverso il quale comunicare queste informazioni e nelle famiglie e tra i loro pari, abbiamo cercato proprio di trasmettere quelli che sono i valori che fanno di un olio olio extravergine di qualità, e in questo, diciamo, abbiamo trovato degli studenti interessati, curiosi, che hanno fatto proprie queste informazioni, cercando di appunto divulgarle quanto più possibile. Dottoressa, nella sua relazione introduttiva ha, diciamo, anche anticipato l'effettuazione, la messa in campo di un nuovo progetto che si propone la promozione del territorio, specificatamente del territorio del Reventino. Ci può dire in che cosa consiste questo nuovo progetto e se lei ritiene che iniziative di questo genere possano effettivamente avere poi una ricaduta in termini di sviluppo territoriale? Sì, il progetto a cui lei fa riferimento è proprio le tipicità del Reventino tra gastronomia ed ambiente. È un progetto che nella nostra missione, nella nostra filosofia, mira a porre l'azienda agricola al centro di una rete di attori. Quali sono questi attori? Sono le associazioni, gli enti pubblici, gli organismi di ricerca, in modo che l'azienda agricola venga differenziata e diventi non soltanto un luogo di produzione, ma un luogo di cultura, così come oggi l'Oleficio Torchia, la nostra sala didattica, in realtà è un luogo di cultura. Il nostro obiettivo è, attraverso questi percorsi che con questo progetto metteremo in essere, di sensibilizzare l'attenzione soprattutto degli studenti, perché sono loro i principali destinatari, l'attenzione, dicevo, su alcune tipicità della nostra area, dell'area del Reventino, ma che si estende un po' a tutta la provincia, cercando di ridurre quel gap esistente tra azienda agricola e mondo dello scuola, cercando di far comprendere a questi ragazzi che in Calabria l'agricoltura, l'olivicoltura in particolare, può dare soddisfazione anche lavorativa e che è un settore da prendere in considerazione nel momento in cui si fa la scelta del tipo di lavoro e di come proseguire i propri studi. Certo, questo non vuol dire che sia semplice, come d'altra parte non lo è, però tante volte queste opportunità vengono escluse a priori. Allora noi, sulla base di quella che è la nostra esperienza, cerchiamo di trasmettere questi valori, cerchiamo di trasmettere che fare rete in Calabria è possibile, che creare occupazione è altrettanto possibile, anche in un contesto quale quello attuale, in cui l'olio, come lei diceva prima, vive un momento di difficoltà da un punto di vista del livello di prezzo. Io credo che anche la manifestazione che c'è stata di recente sia un'occasione per dire: se siamo insieme qualcosa in più si può fare, se superiamo quelli che sono i campanilismi che ahimè ci caratterizzano, possiamo ottenere dei risultati positivi non solo per il singolo ma per tutto il territorio. E quindi, ritornando al progetto, attraverso questi percorsi cerchiamo, oltre che di ridurre questo gap tra azienda agricola e mondo del lavoro, anche di contribuire a tutelare quella che è la nostra biodiversità e cerchiamo di trasmettere alle nuove generazioni quei saperi legati al mondo rurale che altrimenti rischierebbero di essere persi. Abbiamo con noi il piacere di avere i fratelli Torchia, che sono i titolari di questa azienda agricola e di questa industria di trasformazione dell'olio, dove stamattina si sta svolgendo questo interessantissimo convegno sulle connessioni tra consumo di olio d'oliva e benessere e salute.
È interessante e peculiare registrare questo fatto che per la prima volta si svolge tutto in un ambiente di lavoro, diciamo, e non nelle aule accademiche, universitarie o di grandi convegni. Ecco, allora volevo chiedere come è venuta questa idea e se si ritengono soddisfatti del successo ottenuto da questa iniziativa. Grazie innanzitutto. L'iniziativa parte da Italia Olivicola, che a livello nazionale ha cercato di sviluppare questo progetto su tutti i frantogli che volevano partecipare alla filiera di Italia Olivicola. Noi abbiamo accolto bene questo invito e lo abbiamo anche divulgato presso le scuole, presso l'università, e loro hanno accolto con molto favore questo invito. Tant'è che da questo confronto è nato l'iniziativa di poter fare nel nostro oleificio questo convegno. È una cosa strana, però è una cosa che porta stimoli e porta cultura pure in giro per le nostre aziende, perché l'azienda di solito è vista come luogo di produzione. Invece cerchiamo di produrre anche cultura, facendo conoscere innanzitutto i prodotti eccellenti che oggi ci fregiamo di produrre, perché mentre un ventennio fa, 30 anni fa, eravamo solo produttori di olio, ma di olio lampante, oggi riusciamo a fare dell'ottima qualità, tant'è che noi abbiamo vinto anche diversi premi in vari concorsi, sia nazionali che internazionali. Noi oggi con i nostri oli ci confrontiamo con tutto il mondo, con tutte le regioni italiane e portiamo risultati a casa. Il problema nostro è che ci dobbiamo far conoscere. E questo di stamattina è un grande evento, perché facciamo conoscere non l'olio d'oliva o l'olio extravergine d'oliva, ma facciamo conoscere un olio extravergine d'oliva di qualità. E quando parliamo di qualità parliamo del contenuto di polifenoli, del contenuto di perossidi, che è bassissimo rispetto agli anni passati, grazie anche alle nuove tecnologie, alle nuove tecniche di raccolta e alla nuova tecnologia nei nostri impianti, che riusciamo a fare questa qualità. In più diamo attenzione a tutta la filiera oleico-olearia e non soltanto al prodotto. Diciamo, noi produciamo olio, ma produciamo olio di qualità e lo dimostriamo tutti i giorni sul campo. Insieme al vicepresidente di Italia Olivicola Luigi Canino vorremmo un pochino esaminare quali sono le sue impressioni su queste argomentazioni, che poi del resto è già evidenziato nel corso della sua relazione. Intanto oggi purtroppo in Calabria abbiamo questo problema dei prezzi, non solo in Calabria ma anche in tutta Italia. In Calabria in particolare i prezzi praticamente stanno arrivando a un dato che non è più riscontrabile e i produttori non ce la fanno più, perché i prezzi correnti che si aggirano più o meno intorno a 3 euro, 3,20 euro, parliamo di extravergine di oliva e sappiamo quanti sacrifici ci vogliono per arrivare a produrre un olio extravergine d'oliva. Questi non riescono a coprire neanche i costi di raccolta in alcune aree, altro che costi di produzione, non riescono a coprire i costi di raccolta, malgrado tutti gli sforzi che noi stiamo facendo, perché noi come Italia Olivicola abbiamo il più grosso centro di stoccaggio e comunque anche che raggruppa oli dei nostri produttori, quindi olio tracciato, olio extravergine d'oliva 100% italiano, ma malgrado tutti gli sforzi non riusciamo, questo olio non si riesce a valorizzarlo per quello che è. E quindi giustamente, come dice lei, l'extravergine, i parametri dell'extravergine non possono essere più quelli di 20 anni fa. Quindi oggi dovremmo parlare di un extravergine con una rivisitazione di tutti i parametri. Io adesso in questo momento le potrei dire un extravergine di qualità. Tempo fa, qualche anno fa, il Ministero aveva approntato un disciplinare per l'SQN, quindi un sistema di qualità nazionale. Poi per vari motivi è rimasto bloccato, però questo poteva creare un distinguo con un prodotto. Ci sono varie vedute da questo punto di vista che secondo me, stando tutti, però diciamo che l'orientamento è quello comunque di andare
di andare su un'altra fascia di olio extravergine d'oliva, anche perché da noi ormai è scomparso per esempio l'olio vergine d'oliva, malgrado esiste nella normativa, però sugli scaffali l'olio vergine non esiste. E quindi secondo me dovremmo fare un distinguo tra l'olio extravergine d'oliva, l'olio vergine e gli altri oli. Ai nostri microfoni la professoressa Susanna Mustari, che ha avuto l'onore e l'onere di moderare questa manifestazione, questo meeting interessantissimo di stamattina, ma io a lei, piuttosto che in questo ruolo, la vorrei interessare quale dirigente scolastico dell'Istituto dei Nobili di Catanzaro. Abbiamo visto una folta presenza di giovani studenti qui ad ascoltare anche la scientificità, dando a questo meeting un ruolo culturale molto importante nella loro formazione e anche molto importante perché loro possano poi divulgare all'esterno queste iniziative. Alla professoressa volevo chiedere l'importanza degli studenti alla partecipazione di questi meeting e anche l'importanza degli studenti nella loro formazione nel settore agroalimentare, che diciamo è molto importante anche agli effetti della salute. Certo, noi abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi in prima battuta proprio perché abbiamo avuto modo, e ringrazio l'azienda Torchia, di raccontare il territorio attraverso una serie, dei percorsi che hanno legato la nostra esperienza di formazione e di cultura con quella di un'azienda che fa impresa. Quindi i ragazzi attraverso questo percorso, che si articola in più momenti e in collaborazione anche con l'AIRC, hanno potuto intanto svolgere alternanza scuola-lavoro in un oleificio che consente loro di conoscere una realtà imprenditoriale calabrese, e quindi hanno avuto modo di acquisire quelle competenze relative al senso dell'imprenditorialità che ci vengono raccomandate dal Consiglio europeo. Poi ovviamente attraverso delle conoscenze dirette hanno potuto sviluppare delle abilità e delle competenze relative proprio all'educazione, alla salute, al benessere. Hanno compreso che cosa significa fare una buona alimentazione, che cosa significa procedere nella scelta alimentare per la tutela della salute. Attraverso la lezione tenuta da due professori ricercatori dell'Università Magna Grecia, quindi un'oncologa e un professore di chimica farmaceutica, che hanno avuto modo di spiegare dal loro punto di vista che cosa significa alimentazione sana, alimentazione di salute. Sì, io poi ho notato che gli studenti avevano molta curiosità, hanno fatto molte domande, il che dimostra, diciamo, una loro struttura culturale di base abbastanza avanzata, in grado di poter recepire la problematica di questi discorsi. Ma c'è un altro aspetto importante che riguarda la ricaduta sui ragazzi, sulla scuola in generale, che è quella di avere creato comunque un collegamento anche con l'AIRC, che, come abbiamo visto questa mattina qui, partecipa a questi tipi di iniziativa, e questo è importante, avere una sensibilità verso la ricerca e anche una sensibilità sociale di aiuto, di sostegno alla ricerca, che noi sappiamo in Italia è finanziata molto poco dal pubblico. Sì, noi lavoriamo con le associazioni del territorio e con il privato sociale proprio perché diamo una grande attenzione a tutto ciò che riguarda l'aspetto della solidarietà. L'educazione alla solidarietà è infatti uno degli obiettivi che si prefigge anche la scuola. I ragazzi hanno lavorato in questa azienda anche per la produzione di determinate saponette, di cui hanno curato anche l'etichettatura, proprio per contribuire alla ricerca
e alla raccolta di fondi dell'AIRC. In questi giorni avranno anche degli stand su Corso Mazzini, il corso di Catanzaro, ma anche sul corso di Lamezia, e quindi saranno accanto all'azienda Torchia per la raccolta fondi a favore dell'AIRC, oltre a tutta una serie di spettacoli teatrali che i nostri ragazzi mettono su anche per sensibilizzare l'opinione pubblica verso quelle che sono delle realtà quali per esempio gli ospedali. Proprio di recente i ragazzi hanno svolto un musical presso il centro di ematologia pediatrica dell'ospedale di Catanzaro, quindi sensibilizzare all'educazione, alla solidarietà significa sviluppare una sensibilità che non può mancare in una persona di cultura. Non c'è cultura, non ci può essere un'istruzione se non c'è attenzione all'altro, attenzione a quella dimensione valoriale che la scuola può e deve sviluppare nei ragazzi. La dottoressa Natalia Malara è una ricercatrice dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e si occupa di problemi oncologici. È stata qui in questo meeting questa mattina una delle relatrici più ascoltate, che ha maggiormente catturato l'interesse dell'uditorio, anche perché c'è una sensibilità verso questo tipo di patologie, verso questo tipo di problema. Lei nella sua relazione si è occupata di questo parallelismo tra metabolismo e genetica, importante per una valutazione del profilo di rischio della malattia tumorale. Ci vuole dire per grosse linee in che cosa è consistita la sua relazione? Certo, lo stile di vita, l'esposizione ambientale condizionano assolutamente la possibilità di ognuno di noi di essere esposti a noxe patogene che possono favorire la trasformazione neoplastica, e questa trasformazione, come sappiamo, deve essere e può essere supportata anche da un habitus costituzionale genetico-molecolare che ereditiamo dai nostri genitori. Fare un profilo di rischio individuale significa interloquire con il soggetto che abbiamo di fronte e conoscerne le abitudini alimentari e non solo, la propria professione, e anche e soprattutto scandagliare insieme a lui quelle che sono le sue caratteristiche familiari, in base quindi alle patologie ricorrenti nella propria famiglia, capire eventualmente tracciare appunto percorsi di possibili predisposizioni che possono aiutare il medico ad introdurre il soggetto in un percorso di prevenzione mirata, personalizzata, fatta apposta su di lui. A proposito di particolari della sua relazione in generale, ma relativamente anche al fatto che ci troviamo in un'azienda olivicola e precisamente proprio in un frantoio, nell'oleificio Torchia, allora molto si è discusso sulle qualità dell'olio in relazione alla capacità di alcune sostanze in esso contenute di prevenire la malattia cancerogena. L'olio è un veicolo di più sostanze, dalla componente tocofenolica che ha un'azione antiossidante e che abbraccia quindi assolutamente la componente delle difese antitumorali all'interno di ogni singola cellula, anche per il contenuto di fosfolipidi che facilitano per esempio anche il turnover delle membrane cellulari e ausiliano e supportano il sistema immunitario nello svolgere le sue funzioni di difesa che naturalmente tutti i giorni si cimentano nel combattere eventuali noxe patogene in senso naturalmente patogenetico e oncologico per l'appunto. Quindi possiamo dire in definitiva che
l'olio d'oliva è buono sotto tutti i punti di vista. Qualcuno stamattina le ha anche chiesto se l'olio d'oliva è da preferire anche nelle fritture in relazione agli altri oli vegetali, proprio per una maggiore predisposizione a prevenire la malattia cancerogena. L'olio d'oliva è sicuramente un must tra gli oli che abbiamo a disposizione, tra l'altro come qualcuno ha detto è un prodotto che deriva direttamente senza nessun conservante dal produttore al consumatore. Come viene spremuta l'oliva noi lo imbottigliamo e ne possiamo quindi veramente carpire tutte le sostanze più preziose che contiene. È un vero tesoro l'olio d'oliva. Con noi il professor Alcaro, ordinario di chimica farmaceutica dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, tra i relatori di questo importante meeting svoltosi stamattina qui presso l'Oleificio Torchia. La sua relazione è stata una bellissima panoramica sulla dieta mediterranea e sulle sostanze legate alla dieta mediterranea in funzione del benessere, quindi della prevenzione delle malattie. Ovviamente noi teniamo particolarmente all'olio, ma lei nella sua relazione ha spaziato e è andato anche oltre, citando un pochino quelle più importanti della dieta mediterranea. Ci vuole un po' riassumere quello che è. Beh, diciamo che la relazione è stata concepita un po' come una divulgazione di alcune ricerche che abbiamo effettuato recentemente nel mio gruppo di ricerca, in particolare di un lavoro scientifico pubblicato da poco che riguarda proprio i componenti della dieta mediterranea in funzione della loro azione antitumorale. E quindi il nostro obiettivo non era soltanto parlare dell'olio extravergine d'oliva, che certamente rappresenta per la dieta mediterranea un grande riferimento, ma anche tutte le altre componenti che messe insieme rendono realmente unica la dieta mediterranea, che, come anche avevo citato durante la relazione, è stata impropriamente poi ormai associata anche ad altri territori, mentre invece sappiamo bene nasce proprio in Calabria e dovrebbe ancora di più essere pubblicizzata e diffusa proprio per questa sua origine. A proposito di dieta mediterranea, vorrei fare una considerazione che è questa. Noi teniamo molto all'olio d'oliva e a questi aspetti salutistici che sono stati evidenziati in questi ultimi anni dalla ricerca medica, perché in origine i benefici della dieta mediterranea erano riferiti alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e per questo motivo si faceva riferimento all'acido oleico o comunque agli acidi insaturi dell'olio d'oliva. Poi la ricerca è andata avanti in molti altri settori, a cominciare da questi antiossidanti, formidabili antiossidanti, i quali oltre ad avere un'azione antiossidante hanno anche un'azione anti-aging, come si dice, si mantiene giovane chi consuma queste sostanze. Adesso gli olivicoltori, il mondo produttivo, fa molto affidamento sul fatto di questo valore aggiunto di queste sostanze. Quindi mi riferisco a queste sostanze antiossidanti, non solo al tirosolo, all'idrossitirosolo, cose che lei già ha citato, anche all'oleocantale, recentemente messo in evidenza. Quindi la domanda che io le pongo, in questo panorama, noi abbiamo imparato a conoscere questa parola nutraceutica e la stiamo anche usando, ma sostanzialmente che cosa vuol dire questa parola nutraceutica e come è legata a queste sostanze effettivamente contenute nell'olio? Sì. Allora, la parola nutraceutica nasce dalla crasi tra due parole che sono nutrizione e farmaceutica. Quindi nasce da Stefan De Felice che qualche decennio fa ha battezzato in qualche maniera questo neologismo. La parola nutraceutica è però, come dicevo anche durante la relazione, un po' inflazionata perché ciò che andiamo a cercare nel nutraceutico ancora non sempre è caratterizzato da una adeguata scientificità, un adeguato approfondimento scientifico. Questo è uno dei motivi per i quali nel dottorato in scienze della vita che coordino abbiamo proprio aperto un canale speciale su questo tema, quindi sul tema della formazione, ma anche realizzato non solo quel lavoro scientifico citato
a proposito degli effetti antitumorali dei componenti della dieta mediterranea, ma anche altre reviews che sono proprio dedicate soprattutto alle problematiche di metabolismo, che sono anch'esse di grande importanza. Questo giusto per chiarire il termine nutraceutico. Per quanto riguarda le componenti dell'olio che aveva citato, non dimentichiamo che alcune di esse sono presenti se hanno le caratteristiche adatte per essere veicolate dall'olio stesso, quindi la lipofilicità è la prima cosa. Faceva riferimento ai tocoferoli lei? I tocoferoli possono sicuramente molto più di altri che sono molto più potenti come antiossidanti, per esempio l'idrossitirosolo, anche altri che avevamo detto, però spesso questi ce li perdiamo nel processo di spremitura, di trasformazione, in particolare nelle famose acque di vegetazione, che oltre a essere un problema importante da un punto di vista di smaltimento, perché rappresentano di fatto un inquinante che deve essere smaltito in un certo modo, in realtà hanno al loro interno ancora un potenziale enorme proprio in relazione agli antiossidanti come l'idrossitirosolo. Però a questo riguardo io vorrei ricordare che praticamente c'è una effettuazione di estrazione di prodotti secondari, per cui diciamo, siccome queste sostanze nutraceutiche adesso fanno parte anche della cosmetica e anche della farmaceutica, quindi c'è una tendenza ad andare a recuperare queste sostanze, per esempio l'idrossitirosolo, proprio dalle acque di vegetazione. Di questo non ne abbiamo parlato in maniera ampia durante il convegno, ma è chiaro che una grande risorsa risiede proprio nella capacità di rivalutare e quindi di in qualche maniera utilizzare al meglio gli scarti. Questo è un tema importantissimo che non riguarda ovviamente soltanto l'olio d'oliva, però nell'acqua di vegetazione certamente risiede un grande potenziale. Lo stesso dicasi anche per altri componenti di cui abbiamo parlato. Parlavamo ad esempio della cipolla rossa ritropea. Anche nella cipolla ci sono delle sostanze antiossidanti che magari risiedono proprio nella parte che scartiamo della cipolla stessa, quindi anche questo potrebbe rappresentare una prospettiva di interesse, al punto che noi abbiamo proprio promosso anche la creazione di un vero e proprio momento di riflessione su questo argomento, che faremo appunto a metà dicembre nell'ambito sempre del corso di dottorato in scienze della vita. Professore, un'ultima domanda di carattere generale. Io ho assistito alla domanda di una studentessa che le chiedeva qualcosa relativa alla difficoltà della divulgazione dei risultati della ricerca sul tessuto produttivo e sull'opinione pubblica. In pratica ha evocato la famosa barriera che c'è fra ricerca e divulgazione, per cui diciamo, sentiamo la mancanza di qualcosa di istituzionale che sopperisca a questo problema, ma potrebbero esserci anche altre vie. Lei molto lapidariamente ha detto marketing scientifico, ci vuole spiegare che cosa intendeva dire? Allora, il marketing scientifico era la risposta alla domanda della ragazza che chiedeva come mai ciò che si trova maggiormente promosso attraverso la pubblicità non sempre corrisponde alla qualità. Questo perché evidentemente sono state fatte delle scelte sbagliate o comunque eticamente non corrette da parte anche delle aziende, che hanno preferito magari pompare prodotti che non fossero di grande qualità, ma sui quali potevano avere un altro profitto. Bisogna invertire questa tendenza, molto dipende dalle aziende. Se le aziende entrano nell'ottica di voler investire in qualità, possono trasformare il loro marketing commerciale in marketing scientifico. Questo era il senso della mia risposta. Abbiamo con noi il presidente del Consorzio di tutela IGP Olio di Calabria, Massimino Magliocchi, il quale è intervenuto con una bellissima relazione in questo meeting che si svolge oggi a Tiriolo, in provincia di Catanzaro,
esprimendo diciamo, da una parte le soddisfazioni di avere un olio di grande qualità e di grande pregio attraverso il marchio IGP Oli di Calabria, però dall'altra ha espresso anche delle preoccupazioni per i problemi che attanagliano l'olivicoltura e l'olivicoltura, soprattutto nell'ultimo tratto della filiera, la commercializzazione, la questione dei prezzi, e ha citato anche un'importante manifestazione che si è svolta nei giorni scorsi a Lamezia proprio a sostegno di questa iniziativa. Ecco, Presidente, ci vuole un po' sintetizzare la sua relazione e le problematiche che ha posto oggi sul tavolo. Beh, oggi è una giornata veramente di grande soddisfazione perché si è parlato dell'olio e se ne è parlato in un modo diciamo diverso, perché si è parlato finalmente della qualità, esclusivamente della qualità, delle proprietà organolettiche di questo prodotto eccezionale che esprime il nostro territorio. La scienza oggi ha dato la conferma di quello che noi sosteniamo ormai da tanto tempo, ma perché la scienza già queste notizie, queste conferme ce le ha date già da tanti e tantissimi anni fa. Ma oggi è la cosa più bella dell'olio d'oliva, che ogni giorno che passa si scoprono nuove realtà di quelle che sono le proprietà salutistiche del nostro olio. E questo è già un grandissimo passo in avanti, una grandissima e bellissima manifestazione che deve essere sicuramente incentivata, e dobbiamo anche noi farci carico di proporle con più frequenza. Anche perché lei citava prima quello che è il valore dell'olio, ma di quello che sta attraversando oggi l'olio. Un olio che dalla manifestazione che abbiamo fatto appunto era far emergere il valore della qualità del nostro olio, confronto a tutti gli altri oli che troviamo in commercio e che purtroppo ci danneggiano e ci danno un prezzo di remunerazione che non dà nessuna possibilità all'olivicoltore di sopravvivere, perché con quello che è oggi il prezzo dei mercati è un prezzo che l'olivicoltore non riesce a coprire neanche un quarto delle spese che sostiene per produrre questa qualità, quello che oggi è emerso su questo prodotto. Momento ovviamente per noi molto delicato, per il mondo olivicolo, proprio perché non vediamo un futuro di un prodotto che significa tantissimo per la nostra economia, che è tantissimo per il settore agricolo della nostra regione. Io sottolineo ancora che nel mondo olivicolo vi sono 136.000 e più aziende, che il mondo olivicolo dà lavoro a 56.000 soggetti dipendenti diretti della produzione dell'olio, per non parlare poi di quello che è tutto l'indotto che ruota intorno al nostro mondo e del valore economico della nostra regione, che è di circa 500 milioni di euro come valore commerciale della nostra produzione. Ecco, questo è tutto quello che è la realtà olivicola, fatta anche di imprenditori, fatta anche di olivicoltori, fatta anche di trasformatori che quotidianamente si impegnano, fanno ogni sforzo per portare un prodotto essenziale e un prodotto importante per la nostra salute. Dobbiamo farle conoscere, far capire meglio al consumatore con il supporto delle istituzioni, che faccia campagne di promozione, che faccia momenti di sensibilizzazione a far capire le differenze tra un prodotto e l'altro e tra un prezzo e un altro. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare nel futuro.